Siamo qua questa sera per un'occasione importantissima, stiamo raccogliendo fondi per la dislessia di Novara. Siamo qua da Giorgio, solidale come sempre, si è offerto per questa cena magnifica di beneficenza e quindi lo ringraziamo con tutto il cuore per quello che sta facendo insieme a noi. E finalmente a Novara apre un doposcuola per i bambini dislessici, sono veramente contenta di questa cosa perché riusciamo ad aiutare anche questi bambini che ne hanno bisogno. Io devo ringraziare tutti, il signor Giorgio, il Giusi dell'associazione Re Biscottino per questa opportunità. Noi siamo una giovane associazione, Dislessia Novara, si occupa di bambini dislessici. La nostra prima priorità è quella di aprire un doposcuola. Il doposcuola si aprirà a Novara presso il centro servizi del territorio in Corso Cavallotti. È un doposcuola un po' sui generis, nel senso che oltre a aiutare i ragazzi per i compiti, aiuta i ragazzi anche a migliorare la loro autonomia, la loro autostima e incentiva anche l'aggregazione. Quindi io ringrazio ancora tutti e spero di farne altre di queste cene. E grazie perché i fondi ci servono soprattutto per iniziare questa nostra attività. Abbiamo qua anche una mamma speciale per noi, ma comunque una mamma con un bambino dislessico e quindi le intervistiamo. Io parlo da utente e ho avuto bisogno di un aiuto per mio figlio e quindi questo aiuto vorrei darlo anche agli altri. Quindi siamo qui questa sera per far capire a tutti che la dislessia non è una cosa che va affrontata. Sì. Io sono contentissimo di poter partecipare a questa forma di beneficenza per aiutare chi è meno fortunato di noi e poter fare, fargli fare dei progressi. Quindi siamo qui per questa serata e tutti insieme praticamente ci prodighiamo per gli altri. Grazie.